tracciato una strada che ora in molti stanno seguendo. Sì, il canto corale, soprattutto quando è interpretato con questa grande attenzione, questo rispetto, questa cultura musicale doppia, cioè che trae origine dalla cultura popolare, da quei sentimenti musicali che da sempre accompagnano, secolarmente accompagnano la nostra terra e le nostre genti, fino a trovare più di mezzo secolo fa, 60 anni fa, questa occasione di mettere anche su un quadro più ampio dal punto di vista musicale questi nostri sentimenti, queste nostre emozioni, questo patrimonio anche letterario, e quindi creare questo ordine duplice che viaggia su questi due binari che sembrano in realtà scollati ma che in effetti non lo sono, cioè quello della appunto origine popolare e quello della musica un po' più colta, diretta, divisa per settori vocali. Quindi il coro Battisturis, è vero, 25 anni fa erano soltanto quasi a metà strada, insomma, di una origine, di un intervento musicale. Si stava creando ancora, come dire, una pelle sull'ascolto, su questa conoscenza e approfondimento. Quindi sono stati portatori di un concetto musicale profondo, hanno un grande merito di aver contribuito alla divulgazione di questa struttura musicale così complessa e al contempo affascinante. Hanno avuto anche il doppio ruolo e doppio impegno di far conoscere tutti quei componimenti poetici che attraverso la musica sono diventate occasioni di emozione, di fratellanza musicale. E quindi tutto questo concetto è estremamente nobile. Loro sono riusciti a rispettarlo con cadenze costanti, quindi hanno, come dire, consolidato il rapporto, facevano inizialmente una sperimentazione interna alla loro associazione e poi subito la verifica con la produzione discografica, con i concerti, e poi ancora crescita, e poi sviluppo, maturazione. E quindi oggi, dopo un quarto di secolo, dobbiamo davvero dire che ecco, il loro obiettivo è stato raggiunto. Loro hanno assolto ad un impegno importante, sempre con quest'ordine di altissimo livello di ricerca musicale, ma sempre con il rispetto profondo, con quella, come dire, attenzione verso una cultura musicale antica che la Sardegna ci ha dato. Quindi questo straordinario connubio ha creato un filo rosso che è entrato, credo, nella memoria, nella piccola storia, nella grande storia, ma soprattutto nei cuori della gente. Cioè oggi c'è un rapporto di amicizia musicale che traspare, che arriva oltre, che, come dire, tutti le persone che sono qua, credo che siano testimoni, noi due ugualmente siamo vicini anche proprio dal punto di vista sentimentale a questo progetto musicale. Quindi un grande lavoro, un grande impegno e soprattutto dopo 25 anni un grande risultato, e tutte le persone appassionate, tutte le persone sensibili alla musica, a questo concetto di musica che, ripeto, insieme è straordinario perché attinge dalla tradizione popolare ma che viaggia anche sul binario della musica più colta e più attenta, sono grati al coro Battisturis, ma sono veramente profondamente grati per quello che hanno regalato in questi 25 anni. Ci hanno aiutato a formare, come dire, arricchire, a raffinare anche il nostro gusto musicale. Quindi veramente grazie per queste emozioni.